Euroregione.news. Uniud Enolab, nuova cantina universitaria per la microvinificazione. Nuova cantina sperimentale per la microvinificazione per l'azienda agraria universitaria Antonio Servadei dell'Università di Udine, battezzata Uniud Enolab, supporterà la ricerca viticolo-enologica e l'attività didattica dei corsi di laurea in viticoltura ed enologia e di laurea magistrale in viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli. La struttura di 300 metri quadrati si compone di 4 parti: l'area conferimento, la cantina di microvinificazione, la barricaia interrata, il laboratorio. Fra le attrezzature di cui è dotata può contare in particolare su 28 serbatoi termocondizionati in acciaio inox da 100 litri ciascuno e 2 celle frigorifere da 10 e 15 metri quadrati. Sarà così possibile effettuare sia test su piccola scala con volumi da 1 a 10 litri, sia su scala pilota con volumi da 50 a 100 litri. Enolab che cos'è? È una cantina di microvinificazione, però che è nata con una logica particolare. Già dalle prime battute di scambio con i colleghi, quando abbiamo deciso come doveva essere realizzata questa cantina, era chiaro per tutti che questa cantina doveva essere un ponte fra la sperimentazione che si fa in laboratorio e la produzione del vino su scala reale. La cantina sperimentale è stata realizzata con un investimento complessivo di circa 410.000 euro, grazie anche al sostegno della Fondazione Friuli. Asset importante è fondamentale per l'attività laboratoriale, che ha a supporto della didattica dei corsi di viticoltura e enologia che sono ben consolidati presso il nostro Ateneo. Solo naturalmente di supporto ai colleghi ricercatori nell'ambito sempre del settore, però vogliono essere anche uno strumento a beneficio del territorio, considerando che aziende, professionisti, operatori del settore potranno riprodurre un sistema di cantina, anche se miniaturizzato, ma è esattamente quello che si ritrova in cantina, che in un ambiente, tra l'altro, che trasuda, permettetemi di dirlo, di scienza e tecnologia. Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti il rettore dell'Università di Udine Roberto Pinton, il direttore dell'azienda agraria Pier Giorgio Comuzzo, il direttore del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali Edi Piasentier e il presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini. E devo dire che entrando qui, vedendo l'impianto, siete andati anche oltre i migliori auspici, al di là delle aspettative. Veramente complimenti, perché è stato un intervento bellissimo, in totale sintonia con quanto diceva il direttore prima. Il rapporto Fondazione Friuli Università per noi è e deve essere un rapporto profondamente strategico. Quando ci incontriamo per le convenzioni, noi dobbiamo decidere sempre di fare degli interventi che possano fare la differenza. E così per anni siamo stati impegnati come fondazione alla Village, che è una realtà straordinaria, è un unicum della quale può vantarsi l'Università di Udine e arricchisce in modo straordinario l'offerta formativa che si può trovare qui nella nostra città. Lo stesso impegno che abbiamo messo in Lab Village adesso lo dedichiamo alla parte agraria, non solo nella consapevolezza del ruolo che ha il settore primario nell'economia del nostro paese e della nostra regione, ma soprattutto perché con quell'investimento io credo che si possa iniziare a giocare un'altra partita con altri presupposti, che è la partita della grande sfida dell'attrattività dei nostri territori. Perché questo è in fondo l'obiettivo che ci diamo in questa valorizzazione. Quella è la sfida che deve essere assolutamente vinta, e deve essere vinta con delle offerte che sono alternative, con delle cose che aggiungono, con delle cose che non sono doppioni o si sovrappongono a altre iniziative. E questo tipo di investimento noi lo colleghiamo sempre al valore industriale dell'impianto, ma lo colleghiamo sempre anche, Rettore, come hai detto tu prima, al valore relazionale che può portare un investimento del genere. Noi lo leggiamo, ma ve lo dico proprio con tutto l'affetto, questo investimento qui dell'università
è un andare incontro al mondo economico della nostra regione, a quel settore primario lì. E aprire le porte alle imprese. A disposizione di studenti e docenti per lo svolgimento di esercitazioni, attività pratiche e tesi di laurea, ma anche di progetti di alternanza, di visite didattiche, di tirocini, la cantina è il luogo d'incontro ideale per le aziende vitivinicole e di servizi per mettere in pratica attività innovative di microvinificazione e gestione di prove sperimentali. L'azienda Servadei appunto è nata con l'Università di Udine, no? E per rappresentare appunto una formidabile, come è stato detto, infrastruttura, no? A disposizione poi sempre del territorio, ovviamente delle attività di ricerca e scientifiche, ma sempre aperta al confronto poi con il territorio e operante del territorio. Questo intervento di oggi la qualifica in maniera straordinaria dal punto di vista della capacità poi di interlocuzione appunto nel mondo del vitivinicolo, che poi rappresenta, no, per la nostra regione appunto un elemento fondante, no, di sviluppo e di promozione. Ecco, a me piace comunque ricordare come questo è, come è stato detto, comunque uno degli elementi, no, dell'azienda Servadei, perché ricordiamo che c'è anche una sezione dedicata, no, alla zootecnica e alla farmaceutica, e qui abbiamo appunto tutta la parte tecnologica che è stata ricordata oltre a quella agricola. 3, 2, 1. Vai.